Buongiorno a tutti, benvenuti ai nostri ospiti e grazie per aver accettato il nostro invito a 12.30 CEV, il nuovo format del consorzio che vuole dare voce agli enti pubblici e a chi li amministra. Per questa prima puntata abbiamo scelto un tema di forte attualità. Ripercorreremo infatti le settimane di lockdown che ci siamo fortunatamente lasciati alle spalle, ma soprattutto vogliamo guardare al futuro, alla vera ripartenza. Parleremo di case di riposo, ne abbiamo sentito parlare tanto nella fase dell'emergenza, e proveremo a raccontare cosa è successo davvero e soprattutto cosa sta succedendo adesso. Lo faremo con il presidente del consorzio CEV, Andrea Casinato, buongiorno. Buongiorno. Frezza, direttore dell'Istituto Don Bozzola, Casa di Riposo, Villa Fiorita, e presidente emerito di ASDIP, Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, e con il sindaco di Scanzo Rosciate, Davide Casati. Di nuovo benvenuti. Buongiorno. Direi di entrare subito nel vivo, quindi passo la parola al presidente del consorzio CEV, Andrea Casinato, e a lei chiedo innanzitutto se può spiegare cos'è e di cosa si occupa questo consorzio e perché ha voluto creare questo spazio di approfondimento. Buongiorno, il consorzio è uno strumento a supporto degli enti locali e delle strutture IPAB e ha come compito quello di supportarli nell'esercizio delle loro attività. Siamo nati come centrale di committenza, facciamo e sviluppiamo gare in nome e per conto di nostri soci, sia in termini di one to one, quindi il comune ha la necessità di fare una gara, noi la strutturiamo chiave in mano, oppure anche una gara per tutti, cioè vuol dire che nell'ambito, ad esempio, della fornitura del gas, strutturiamo la gara e individuiamo sul mercato il migliore offerente e mettiamo a disposizione questo operatore economico ai nostri soci, affinché, qualora lo trovino interessante, senza che loro facciano gara, si agganciano alla nostra gara e quindi poi possono mettere in funzione, diciamo, il servizio. Ma oltre a questo abbiamo anche lo sportello europeo, dove diamo informazione ai nostri soci di tutte le opportunità che ci sono a livello sovracomunale e seguiamo anche qui, chiave in mano, tutto il processo. Quindi nel momento in cui andiamo a sollecitare il nostro socio, gli diamo anche tutti gli strumenti affinché possa, in tempi celeri, poter partecipare al bando che è stato promosso. Con le case di riposo nell'ultimo periodo invece ci siamo addentrati in una materia che non è la nostra, ma su sollecitazione dei nostri associati, che sono circa una cinquantina, abbiamo cercato di individuare una formula che permetta e migliori l'accesso al credito da parte delle case di riposo nei confronti degli istituti bancari. Perché oggi è sempre più difficile portare a casa nuova finanza in virtù del fatto che gli istituti bancari chiedono sempre maggior garanzia del credito. Le case di riposo, essendo un IPAB, quindi essendo pubbliche, non possono emettere garanzie reali, se non perché non possono ipotecare, diciamo, la struttura, a meno che non sia poi consentito dalla regione, e il consiglio di amministrazione in genere non è poi così favorevole ad emettere delle garanzie fiduciarie nei confronti degli istituti bancari affinché la banca stessa eroghi del credito. Allora in questo caso abbiamo cercato di individuare una formula attraverso un COFIDI che garantisca in nome e per conto della casa di riposo l'accessibilità al credito nella misura del 50%. Quindi il rischio banca si riduce del 50% perché il 50% si assume, diciamo, come rischio il COFIDI. E questo va sicuramente, diciamo, a migliorare il rapporto tra la casa di riposo e il mercato del credito. Ecco, Presidente, lei è entrato subito appunto nel merito delle case di riposo, quindi passo la parola a uno dei protagonisti di questo mondo che è il direttore Frezza e chiedo di raccontarci, insomma, come avete vissuto, guardiamo al passato, che fortunatamente è passato per il momento dell'emergenza, del lockdown, abbiamo sentito tanto parlare di case di riposo, dei problemi che ci sono stati. Le chiedo di raccontarci dal suo punto di vista, nella sua struttura e anche appunto come referente ASDIP in Veneto, qual è stata nella regione la situazione.
Sì, la situazione è stata gestita fin dall'inizio con delle misure di contenimento importanti. La limitazione dell'accesso ai familiari e il blocco poi immediatamente all'inizio di marzo dell'accesso ai familiari alla struttura è stata la misura più importante che è stata adottata dalle strutture. Ovviamente questa ha comportato tutta una serie di risvolti anche psicologici che poi andiamo a affrontare e che dovremo affrontare in questa seconda fase, però per la tutela degli anziani che accolti era una delle misure necessarie e che sono state adottate subito. Insieme a queste ovviamente sono state adottate tutta una serie di misure per la gestione dei visitatori esterni, intesi anche come fornitori e persone che provenivano dall'esterno. Sono state adottate le misure di prevenzione per i dipendenti, quindi l'utilizzo delle mascherine, l'uso del gel, quindi tutto quello che era necessario per la tutela loro e la tutela degli ospiti durante l'esercizio delle varie attività. Diciamo che dall'altra parte si è cercato di tutelare quello che era la struttura anche bloccando gli eventuali accessi di nuovi ospiti, soprattutto quelli provenienti dall'ospedale, perché purtroppo il problema maggiore nasce dagli ingressi di queste persone e soprattutto quando provenivano dall'ospedale. Sono state bloccate tutte le visite specialistiche e quindi solamente quello che era indifferibile come visita veniva attuata, altrimenti si è cercato di rinviarle tutte in un secondo momento. Poi da parte dell'ente c'è stata un'attenta e costante verifica dell'applicazione di queste misure di prevenzione e anche c'è stata una verifica con il personale sulla percezione che aveva queste delle misure che l'ente aveva adottato a tutela propria e a tutela degli ospiti che venivano accolti. Questo doppio controllo sia nostro che attraverso un questionario per la percezione che avevano i dipendenti ci ha permesso di capire dove eravamo in difficoltà, dove poter intervenire, dove poter implementare altre iniziative. E una di queste iniziative che abbiamo implementato, che peraltro era anche stata promossa da una delle circolari dell'Istituto Superiore della Sanità, era quella del punto d'ascolto. È stato creato dei momenti in tutte le mie strutture dove i psicologi in collaborazione con i coordinatori dedicavano del tempo durante l'orario di lavoro al dipendente per dubbi, per affrontare le questioni legate al Covid, soprattutto perché le persone, i dipendenti, erano in difficoltà nel saper gestire soprattutto la vita privata. Quindi contemporaneamente abbiamo dato un doppio servizio, cioè la gestione, la formazione, tutte quelle che era per la gestione degli ospiti in struttura, ma anche per poter affrontare situazioni di vita privata che da soli non riuscivano ad affrontare e si sarebbero dovuti un po' così arrangiare da soli. Dall'altra parte, questa è stata quindi la parte principale, che è la fase 1 anche per noi, della chiusura e del lockdown. Io adesso non parlo di fase 2, ma parlo di fase 1B, cioè nel senso non siamo alla riapertura delle strutture così come viene intesa per le altre attività commerciali che ci sono. È una riapertura parziale, è una riapertura che deve cercare di tener conto sempre di quelle che sono le esigenze di tutela delle persone che noi accogliamo. Siamo stati bravi, diciamo che il 75% delle strutture della Regione Veneto sono state Covid-free, quindi questo è già un buon risultato e va dato merito a tutti i direttori e tutto il personale di queste strutture per quanto è stato fatto. Poi sappiamo che ci sono state alcune strutture invece che sono state pesantemente colpite dal Covid e questo non è... sulle responsabilità poi ci sono i vari organi che dovranno accertarle, però diciamo che non credo che nessuno dei miei colleghi non abbia adottato quelle misure per evitare che entrasse. Quindi oltre all'attività nostra c'è anche un fattore esterno che non è preventivabile, che non è gestibile, che è proprio lo stesso virus in sé e che quindi purtroppo in alcune strutture è entrato con tutte le conseguenze che ben sappiamo perché le abbiamo lette nei giornali.
Ora dobbiamo affrontare questa riapertura. Come dicevo prima, la chiusura ha avuto dei risvolti anche sulla psiche dei nostri ospiti. Essere allontanati dal contatto quotidiano che avevano col proprio familiare, il tocco, la carezza, il saluto, il poter stare assieme, è stato sopperito dal personale, ovviamente, perché comunque sono stati raddoppiati gli sforzi per gestire queste situazioni emotive da parte delle persone, ovviamente con tutti i sistemi anche di comunicazione tipo i tablet, le videochiamate e tutte queste attività qua. Adesso c'è da cercare di limitare quelli che possono essere gli effetti di questo allontanamento e quindi di questo, uso questo termine, di abbandono che ha la percezione che ha l'ospite rispetto al proprio familiare, però va contemperato con tutte quelle che sono ancora le misure di prevenzione. Quindi l'ingresso in struttura, sono pochi che riescono a farlo in base alle linee guida, perché bisogna dedicare una stanza apposta che deve essere sanificata ad ogni accesso. Quindi ci sono delle misure molto particolari, anche le onerose. chiedo, ci torniamo dopo magari su questo, la Okay. fermo un attimo solo per dare voce anche al sindaco Casati, per stare nella fase appunto del quindi dell'emergenza, prima di passare appunto a quello che ci sta attendendo in questo momento. Sindaco, insomma, noi abbiamo visto le immagini da Bergamasco che i media ci hanno restituito, la situazione difficile che avete vissuto. Vorrei che ce la raccontasse per quanto possibile, insomma, da sindaco, come ha vissuto questa emergenza, e nelle case di riposo del vostro territorio. So che non sono in diretta emanazione del comune, però sicuramente ha avuto feedback, insomma, su quello che è accaduto, se ci può raccontare. Sì, assolutamente, la situazione non è stata così rosea e ben gestita sicuramente a livello generale come è stato in Veneto. Noi abbiamo avuto grossi problemi, vi riporto un numero che è emblematico e significativo, ad esempio del mio comune, che è un comune di 10.000 abitanti vicino all'Alzano Nembro, quindi sono proprio a pochi chilometri dalla zona più difficile del territorio provinciale. Noi abbiamo avuto nel mese di marzo 112 decessi, di cui 73 in RSA. E se vi riporto il dato dell'RSA del mese prima e del mese dopo vi fa capire che cosa è successo. Cioè il mese di febbraio 2020 nella mia RSA, nel senso come ubicazione territoriale, 0 decessi, 73 a marzo, 4 a aprile, 1 a maggio. Per farvi capire che è proprio stato un vortice tutto concentrato nel mese di marzo, quando sicuramente questo virus è entrato probabilmente nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, e poi a marzo è stato davvero un dramma. Quindi, essendo una casa di riposo privata ma comunque molto radicata nel territorio, con una forte collaborazione anche con l'istituzione comune, ci sentivamo davvero tutti sulla stessa barca, e è stato davvero un mese terribile per gli operatori, per le persone che ci lavorano dentro, per la direzione generale sanitaria, perché poi davvero quando succedono queste cose si è tutti provati e si è tutti, tra virgolette, corresponsabili, non bisogna mai mettere la croce su qualcuno. È stata una fase molto difficile. Le case di riposo sono rimaste sole, nel senso che non c'erano particolari indicazioni o particolari informazioni, soprattutto in questo mese molto difficile, e quindi ci siamo un po' arrangiati, perché anche penso a tutti i dispositivi di protezione individuali sono stato io personalmente, fisicamente, a portarli per tutto il mese di marzo all'interno della casa di riposo, grazie a delle donazioni che il comune ha attivato con dei benefattori e con delle aziende del territorio, quindi maschere, tutti i vari dispositivi, dai guanti alle mascherine, ai camici, erano tutte donazioni che poi io fisicamente, grazie ai donatori, portavo alla direzione generale. Una direzione sanitaria, tra l'altro, sensibile, che aveva chiuso la struttura fin dall'inizio, quindi non è stata una di quelle che magari ha rinviato questa chiusura, ma fin dall'inizio, quando erano girati i primi allarmi, vi ricorderete il weekend 22-23 febbraio, che qui in Lombardia è stato un po' il weekend che ha aperto il tutto, sono stati comunque prudenti, ma ciò non è stato purtroppo sufficiente. Adesso la situazione si è stabilizzata, purtroppo qui i tamponi
all'interno della casa di riposo, sia gli ospiti sia gli operatori, sono stati fatti per la prima volta nei primi 10 giorni di maggio, e quindi noi adesso il dato che abbiamo è che degli attuali 130 ospiti rimasti, tenete conto che eravamo una struttura da circa 200 posti letto, adesso ne sono rimasti 130 perché per via delle regole non è ammessa la sostituzione. Questo tra l'altro genera anche, come saprà bene il direttore, diversi problemi di equilibrio finanziario ovviamente di queste strutture. Degli attuali 130 ospiti rimasti, 34 sono Covid asintomatici e che quindi siamo riusciti a rilevare grazie a questi tamponi, che ovviamente sono stati isolati in reparti completamente autonomi, con personale autonomo, senza nessun tipo di mescolamento con gli altri reparti. La situazione è ripartita, adesso bisogna capire la RSA nella nuova fase che si apre, come riorganizzarla e anche come ripensarla, perché se penso alla mia, che era molto radicata nel territorio, io avevo i miei nonnini in giro per il paese spesso, e quindi c'erano degli incontri con i bambini degli asili e delle scuole, venivano portati nel circolo pensionati con il bozzodromo a fare delle attività particolari adatte ovviamente a persone che sono non tutte autosufficienti e autonome, però c'era uno scambio RSA territorio molto bello. È ovvio che adesso va completamente tutto rivisto, c'è un tema psicologico che diceva bene prima il direttore, che è vero, quindi adesso, a parte queste videochiamate che sicuramente sono utili ma sono parziali, c'è un tema serio, va tutto ripensato, i costi stanno aumentando, quindi parlando anche col direttore generale attuale, tutto il tema dei DPI e di tutte queste misure che giustamente devono essere rispettate comporta un aggravio di costi significativo, e quindi insomma è una fase bella tosta e difficile. Ecco, ci torniamo anche con lei. Presidente, sentire queste testimonianze, che effetto fa a un ente che è a servizio degli enti locali e che quindi ha deciso di mettere in campo anche delle iniziative per loro, anche per le case di riposo? Allora, queste testimonianze fanno capire che tutti dobbiamo trovare una formula, la forza e il coraggio di interpretare l'accaduto per progettare un po' meglio il futuro. Noi come consorzio abbiamo circa poco più di 1100 soci, di cui una quarantina, 50 sono case di riposo, e abbiamo avuto la testimonianza che effettivamente la situazione dal punto di vista strutturale è stata gestita con un po' di apprensione, nel senso che questo tsunami nessuno in realtà poi se lo aspettava in maniera così dirompente e devastante. Mi collego tra l'altro alle problematiche che prima evidenziava il sindaco, cioè quello di far emergere che da un'emergenza sanitaria adesso stiamo trasferendo ad un'emergenza finanziaria, perché le strutture hanno speso molto e nello stesso tempo si trovano in una situazione dove i ricavi non collimano più con i costi, a seguito appunto dei decessi e a seguito anche della rimodulazione degli accessi. Quindi non sono più gli stessi numeri che c'erano prima, e in termini di ricavi non sono più gli stessi euro che c'erano prima, quindi il disequilibrio tra entrate e uscite oggi come oggi si fa sentire. Quali strumenti possono avere le case di riposo per cercare di portare in equilibrio questa situazione finanziaria molto sentita? Nell'immediato non possono certamente agire sulla struttura legata al vitto, no? Quindi a quello che uno paga per operare per ospitare diciamo, l'anziano e quindi la retta. Altre manovre non è che ce ne siano tantissime, se non attraverso un'anticipazione di cassa da chiedere al proprio tesoriere, che però
il tesoriere fa sempre i conti con quello di cui dispone, cioè le garanzie a latere. Le case di riposo possono chiedere fino ai 4/12 del loro bilancio al tesoriere, il quale però non sempre è in grado di o può erogare. E altre formule, a meno che non ci siano dei contributi sovracomunali, sono dettate, diciamo, dall'accesso al credito, attraverso anche altri istituti bancari. Però gli istituti bancari chiedono garanzie. In questo caso noi abbiamo cercato di anticipare il problema mettendo a servizio una struttura che si prenda carico delle problematiche che fanno emergere gli istituti di credito nel momento in cui erano un potenziale finanziamento e dia la possibilità in questo modo di dare ossigeno alla casa di riposo e quindi far ritornare quel necessario equilibrio tra entrate e uscite. Mi spiego un po' meglio. Se oggi vogliono accedere al credito, possono farlo, hanno una struttura che a latere che insomma, dopo la verifica di documenti contabili può garantire il 50%. È una forma tecnica che si configura con un preammortamento di 12 mesi in modo tale che non ci sia subito l'incubo del dover pagare la rata e quindi il rimanente rimborso si spalma poi nei 48 mesi. Quindi l'operazione nasce e si conclude in 60 mesi, 12 di preammortamento e 48 invece per il pagamento della rata. Poi ogni caso è un suo caso, per cui questo è in linea generale. Se la casa di riposo invece dice ma io fin da subito posso pagare la rata, vabbè, insomma, vuol dire che il suo debito nei confronti dell'istituto bancario si esaurisce in 60 mesi. Noi abbiamo pensato a questa forma di preammortamento proprio perché per immettere immediatamente liquidità e dare la possibilità nell'arco temporale di 12-18 mesi, la possibilità alla casa di riposo di riprendere il suo riequilibrio tra entrate e uscite. Quindi è un tempo che la casa di riposo ha come disponibilità per cercare di, ad esempio mi ricollego prima all'esempio che aveva fatto il sindaco, di portare da 130 attuali ai famosi 200 posti di prima. E questo dandoci appunto dei termini, dei tempi che con il preammortamento, insomma, immagino e posso pensare che nell'arco di 12-18 mesi il tutto ritorni in una situazione di perfetto equilibrio come era prima. Lo speriamo perché, insomma, credo che effettivamente le difficoltà che ha detto il Presidente Tasinato ci siano. Direttore Frezza, lei le ha vissute, la preoccupa il futuro anche finanziario della struttura e anche delle strutture venete che lei rappresenta come referente ASDI per la Regione? Allora, diciamo che la situazione in generale è una situazione preoccupante, giustamente come diceva sia il sindaco che il presidente del consorzio, ci sono sicuramente delle ripercussioni da un punto di vista economico, finanziario, di sostenibilità degli enti, soprattutto in quelli che hanno avuto i decessi e sono nell'impossibilità di poter fare nuovi ingressi. E quindi ben vengano tutte quelle iniziative da parte quindi come del CEV di sostegno, di supporto per le strutture. Dall'altra parte un intervento deve essere pensato anche dalla stessa regione. Noi ci troviamo in una situazione in cui a fronte del mancato in nuovi ingressi c'è un risparmio nel fondo per la non autosufficienza da parte della regione, quindi la regione deve in qualche modo cercare di ridistribuire queste risorse aiutando quelle strutture che hanno avuto queste difficoltà. Comunque c'è un problema immediato che è questo, c'è un problema invece a medio e lungo termine, e lo accennava prima anche il sindaco, nel ripensare alla riorganizzazione di tutti i servizi e ripensare forse in maniera diversa o concepire in maniera diversa come
come deve essere una struttura per anziani, non la chiamo casa di riposo ma un centro servizi, e quindi ripensare non solamente alla forma giuridica, perché comunque il Veneto è una delle poche regioni che ancora sopravvivono le famose IPAB, ma pensarla da un punto di vista dei servizi, della struttura, da questo punto di vista. Ecco che ritengo che sarebbe buona cosa che venissero ascoltati anche i tecnici. L'ascolto dei tecnici significa l'ascolto delle persone che sono sul campo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che conoscono molto bene la situazione, conoscono molto bene i risvolti e le implicazioni che le decisioni che possono essere prese a un certo livello hanno all'interno della propria struttura, e quindi queste decisioni credo dovrebbero avere anche un confronto con chi opera quotidianamente. Questo non vuole essere una critica, ma vuole essere comunque un suggerimento da parte delle istituzioni, perché credo che se c'è questa forma di collaborazione tra noi e le istituzioni si possa arrivare ad avere dei documenti, avere delle linee guida, avere degli strumenti che siano più attinenti, che siano più realistici. Ci sono state nel tempo, in questo tempo di emergenza, delle linee guida, ci sono state delle circolari che probabilmente con il supporto tecnico avrebbero potuto dare maggiore riscontro e maggiore fattibilità all'interno dei nostri enti. Non si può pensare di gestire tutte le strutture come se fossero tutte uguali. Ogni struttura ha la sua conformazione strutturale, nel senso che comunque abbiamo strutture che sono datate nel tempo, strutture più recenti, strutture nuove, non tutte possono creare le stanze di isolamento, non tutte possono creare nuclei, zone, spazi comuni con distanziamento sociale fra gli ospiti. Una delle problematiche che io ho sollevato in più sedi è proprio questa norma del distanziamento sociale. Io ritengo, se una struttura è covid-free al suo interno, e da noi tamponi sindaco sono iniziati ancora nel mese di aprile per le strutture, e quindi noi abbiamo già avuto un dato statistico di ritorno sui positivi, oppure sui positivi asintomatici, ecco, già da oltre 2 mesi. Dico solo che quelle strutture che erano covid free dovevano essere gestite in maniera diversa da strutture dove invece c'erano casi o c'erano nuclei di isolamento o comunque delle stanze di isolamento. Dicevo prima l'aspetto psicologico, noi abbiamo già limitato quello che è il rapporto col familiare, impedendo allo stesso di entrare in struttura. Se all'interno della struttura limitiamo ulteriormente quei momenti di socializzazione che sono dati dalla frequentazione di una persona con un'altra, faccio l'esempio di un'attività tipo il gioco delle carte, o comunque da stare a fianco una all'altra in compagnia a chiacchierare, non è la soluzione migliore rispetto a queste strutture, ribadisco, covid free. Quindi dovevano essere poste delle attenzioni e delle differenziazioni da struttura a struttura, da situazione a situazione. Ecco, Sindaco, anche con lei abbiamo fatto un accenno alla ripartenza, la preoccupa il futuro che ci attende, anche dal punto di vista delle case di riposo, ma anche in generale del suo territorio, insomma, in quanto sindaco. E poi questo rapporto con le istituzioni di cui diceva il direttore Frezza, è vero che dovrebbe essere più presente anche nella vostra regione? Sì, credo che l'esperienza di questi mesi ce l'abbia insegnato. Parlo del livello territoriale, quindi penso proprio al livello di prossimità nelle nostre comunità, un migliore raccordo tra le strutture sociosanitarie, tra i medici di base, tra gli ambiti 328 dei servizi sociali. Secondo noi, almeno qui a livello lombardo, questo livello di collaborazione, di sinergia sul livello territoriale è mancato, comunque va fortemente ripensato e rafforzato, mettiamola così, nel senso che qualcosa non ha funzionato, e quindi abbiamo la fortuna di avere in Lombardia ospedali davvero all'avanguardia di eccellenza. Penso al Papa Giovanni di Bergamo, che è una delle strutture più importanti e riconosciute a livello mondiale, però nella gestione di un'emergenza e di una pandemia quello che conta poi è come tu fai prevenzione o come fai filtraggio a livello territoriale. Quindi se tu non hai un bel raccordo,
sistema istituzionale che funziona. Un rapporto pubblico-privato virtuoso non è facile e quindi sicuramente questo è l'aspetto più critico che speriamo ci dia lo stimolo alle istituzioni che gestiscono questi aspetti per migliorare, perché sicuramente qualcosa non ha funzionato. Quindi sono preoccupato adesso sulla ripartenza perché al di là della RSA che va completamente ripensata, come dicevo prima e diceva anche il direttore, tutto il sistema welfare va ripensato. I costi, vi porto l'esempio dei centri ricreativi estivi che sono un servizio importante, ma tutto sommato non è che è il servizio più importante che c'è. Però io adesso sono a riunione tra pochi minuti su questo tema, i costi sono quadruplicati rispetto a quelli tradizionali per il rapporto educatori-bambini, tutto il tema della sicurezza, dell'igienizzazione dei posti, il fatto che dobbiamo individuare, anziché magari 3 spazi, adesso ne dobbiamo individuare 12, quindi tutto il tema anche della sostenibilità finanziaria di determinati servizi che già prima era precaria, ma tutto sommato nei comuni, almeno qui da noi, un equilibrio capacità di spese e capacità di entrata era positiva. Adesso questa pandemia rischia di mettere anche in disequilibrio tutto questo. Devo dire che a livello finanziario sul 2020 lo Stato, almeno a livello di sostegno ai comuni, è stato importante, nel senso che nei comuni della provincia di Bergamo, che è stata una delle province più colpite, abbiamo avuto un accredito immediato nei primi di giugno di fondi straordinari che di fatto sono fondamentali per tamponare le minori entrate e coprire le maggiori spese di questi mesi. Quindi dal punto di vista della cassa non siamo preoccupati, però è un una tantum. Il tema è che se questi servizi dovranno rimanere così strutturati per più anni, quando andremo nel 2021 saranno dolori. Se invece questa cosa è una cosa provvisoria, almeno l'equilibrio di cassa è garantito da questi fondi extra che nelle 5 province più colpite d'Italia lo Stato ha garantito con dei fondi straordinari, che però non sono così ovunque. Quindi mi metto nei panni dei miei colleghi sindaci che sono magari in altre province che non hanno avuto questi fondi extra, che hanno però le stesse identiche regole nostre, sicuramente avranno dei grossi problemi di gestione finanziaria di questi servizi. Quindi le preoccupazioni sono tante e speriamo in bene. Presidente, la lascio concludere con alcune riflessioni insomma, in merito a quello che ci siamo detti, prima di dare appuntamento alla prossima puntata. Beh, io sono sempre più convinto che gioca un ruolo fondamentale la prevenzione. Non mai come in questo periodo si è capito quanto importante sia ascoltare i tecnici e farsi guidare dai tecnici. Perché quando i tecnici ci dicevano attenzione, bisogna fare prevenzione perché ci sono dei dati che non collimano, e lì è partito un po' tutto questo gioco di ping pong. Secondo me, io sono sempre del mio parere, il nostro consorzio funziona perché noi ascoltiamo i tecnici e i tecnici all'interno, diciamo, delle strutture nelle quali ci addentriamo. La prevenzione però va ragionata in termini, come dire, ragionevole, cioè senza che il tutto diventi un carcere, no? Per cui ecco il distinguo tra Covid-free rispetto a una struttura che ha delle problematiche e così via. Quindi va bilanciato, perché altrimenti passiamo da un'emergenza sanitaria a un'emergenza finanziaria e dopo arriviamo ad un'emergenza psicologica, perché uno scoppia. Quindi questo è sicuramente fondamentale. Io sono, come dire, nato per ascoltare e in funzione appunto di quello che sento cerchiamo di strutturarci in modo tale da essere un supporto valido per chi lavora con noi. Purtroppo dobbiamo oggi guardare il lato positivo di tutto quello che è successo. Il lato positivo è che
abbiamo imparato e dagli insegnamenti che ne abbiamo tratti dobbiamo sicuramente riprogettare il futuro. Va bene, io ringrazio il Presidente, ringrazio i nostri ospiti, il Direttore Frezza e il Sindaco Casati per essere stati con noi per questo, reputo, molto interessante approfondimento. Quindi grazie davvero per il vostro contributo e do appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata di 12:30 CEB. Grazie a tutti davvero. Grazie a voi. Grazie a voi.